fa piacere essere qui per il secondo anno dopo lo stacco dovuto alla pandemia, e positivo essere tutti insieme all'interno di questo spazio che la Regione ha voluto dedicare ai 9 siti appunto del Veneto. Ce lo siamo detti ormai tante volte e in realtà finalmente veramente abbiamo iniziato a fare squadra e questo ci fa piacere. Abbiamo iniziato a maggio con l'organizzazione di questo tour di giornalisti che ha attraversato tutto il Veneto, andando a toccare in realtà tutti e 9 i siti che abbiamo, più anche i 2 siti MAB, per cui questo dimostra come sia fondamentale veramente entrare in sinergia e riuscire a promuovere in realtà la bellezza del Veneto, che è fatta dalle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e da tutto il resto che possiamo veramente offrire ai turisti e ai buyer. Oggi è una giornata importante perché oltre a essere presenti insieme appunto al World Tourism Event, che è fondamentale per la promozione e la valorizzazione dei siti UNESCO regionali nel contesto chiaramente internazionale, ha anche proprio la possibilità di presentare questa guida che per noi è importantissima e che racconta in realtà le bellezze del Veneto, dando uno spazio secondo noi rilevante, e per questo ringraziamo Repubblica, proprio alle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Era una mia idea dell'anno scorso, insomma prende sempre più forma. L'idea è quella di arrivare a una vera e propria fiera dei siti UNESCO, non solo nazionali ma anche internazionali, e dall'altro parallelamente organizzare una borsa di siti UNESCO, il che ci permetterebbe anche di fare incoming turistico rispetto a questo, rispetto ai nostri operatori che si ritrovano nei siti UNESCO. Oggi è una grande giornata e visto che festeggiamo anche il compleanno non c'era modo migliore se non partecipando a questa grande manifestazione che vede per la prima volta il Monte Grappa e tutto il territorio della Pedemontana unito insieme agli altri siti e riconoscimenti UNESCO del Veneto e d'Italia, quindi per noi una grande festa e in occasione anche la presentazione delle guide di Repubblica. Beh, è stato un lavoro immenso ma piacevole, perché il Veneto è la regione che in Italia raggruppa più siti UNESCO e il sito UNESCO ormai è diventato un modo di vivere, di viaggiare, di proporre le bellezze di una regione qualificate, selezionate, posso dire anche innovative, perché molto spesso si passa avanti e non si capisce la bellezza di cosa si ha di fronte, e quindi noi abbiamo fatto un approfondimento di tutti i siti, sono 9, e poi dopo abbiamo anche dato la possibilità di godere e di allungare il viaggio dando una serie molto dettagliata di luoghi dove mangiare, dove dormire, cosa comprare e dove comprare, quindi c'è il Veneto raccolto in un volume di più di 400 pagine che può accompagnare una vacanza intelligente.